Buongiorno a tutti i partecipanti. Allora, questa, come sapete, è una tappa di avvicinamento alla terza edizione degli Stati Generali che, come associazione Istituto Rezzara e Università della Terza Età, promuoveremo per ottobre come terza edizione. Allora, oggi, come prima di queste pillole di appuntamento, abbiamo l'onore di avere con noi il professor Andrea Ungar. Credo che basti pochissimo per presentare Andrea. È professore di geriatria all'Università di Firenze, post president della Società Italiana di Geriatria e di Gerontologia. È stato promotore della Carta di Firenze, che per chi non lo sa è un manifesto interessantissimo volto a combattere l'ageismo, ovvero la discriminazione basata sull'età in ambito sanitario. Quindi direi che possiamo cominciare possiamo cominciare subito con fare qualche domanda ad Andrea. La prima è una domanda, Andrea, molto interessata. Nel 2025 siamo in questo paese 4 milioni e 800 mila ultraottantenni. Nel 2050 saremo quasi 8 milioni, il che vuol dire che io e te saremo dentro a quei numeri lì, tu un po' più giovane, io qualche anno in più, quindi stiamo anche un po' parlando di noi. Una popolazione che sarà prevalentemente sola, le stime dicono il 65% di questa corte sarà sola. Tu dal fronte della tua grande capacità di leggere l'ambito geriatrico, cosa prevedi in questo dato demografico? Cosa vedi dentro a questo dato demografico? Grazie della domanda, buonasera a tutti, piacere di rincontrarvi dopo l'evento degli Stati Generali dell'anno scorso, anche se noi non vi vediamo, non siamo a contatto, ma insomma facciamo finta di esserlo e quindi grazie per l'invito. Chiaramente è la sfida di questi anni, tant'è vero che se ne parla sempre di più e se ne parlava molto poco, comunque solo in termini generali. Adesso, come sapete, la parola invecchiamento, la parola demografia sta entrando prepotentemente nei talk show, nella politica, nelle istituzioni. Vorrei ribaltare completamente il concetto. Parliamo di seniores, non parliamo di anziani o parliamo di longevi, parliamo di una popolazione nuova che noi non conosciamo perché è una nuova generazione. Prima avevamo un po' di anziani che invecchiavano anche maluccio quando erano sopra gli 80 anni. Oggi abbiamo un nuovo popolo, il popolo dei seniores, che come avete sentito dai numeri oggi sono 4 milioni e 7 gli ultraottantenni, se poi andiamo agli ultra 65 anni sono 14 milioni, ma quelli non sono proprio anziani, oggi fra 65 e 75 non si deve parlare di anziani, si comincia a 75, tant'è vero che Roberto ci ha detto è partito dagli ultraottantenni. Questi ultraottantenni, questi seniores, sono per fortuna nel 70%, 80% in buona salute. Sono persone che vivono, sono persone che aiutano, sono persone che spendono, sono persone che aiutano la società. Tanto per cominciare, se la vediamo in un'ottica di demografia positiva, tutto cambia. È chiaro che avendo nel 2050 8 milioni di ultra ottantenni, non è possibile che questi 8 milioni siano sostenuti da 3 milioni di persone che lavorano. Dobbiamo cambiare completamente la prospettiva e per fare questo abbiamo bisogno di una politica della longevità, cioè far sì che nel 2050 davvero gli ultraottantenni continuino a essere e probabilmente siano ancora più attivi e in salute rispetto a oggi. Quindi è fondamentale una
politica e un intervento sociosanitario di lungo corso per una longevità attiva. E per avere una longevità attiva si comincia in culla, ma diciamo si comincia a 40 anni. Quindi l'ottantenne del 2050 deve, non dico dovrebbe, deve arrivare bene con una corretta vita, che non vuol dire solo pressione e colesterolo, ma vuol dire socialità, vuol dire appunto tutto ciò che comprende la longevità, una buona longevità. L'altro aspetto è ovviamente quello demografico di riduzione drammatica delle nascite. Poi chiudiamo questa parte, se no diventa troppo lunga, però a noi oggi mancano i genitori. Noi non abbiamo avuto un calo demografico tale che oggi abbiamo pochi genitori e quei genitori fanno pochi figli. Fanno pochi figli perché gli manca il supporto, non perché non li vogliono. I dati dicono che in Italia le madri, i potenziali madri vorrebbero 2 figli in media, invece ne fanno 1 e 2, quindi vuol dire che per qualche motivo non lo possono fare. E non è perché lavorano, perché guardate che è un trend che la demografia ci dice che più le donne lavorano e più fanno i figli, quindi è esattamente l'opposto di quello che si pensa. E quindi è un fenomeno politico-sociale estremamente importante. Però ribaltiamolo, pensiamolo al positivo e non al negativo. È chiaro che poi ci sono quel 20% di anziani soli, fragili, disabili, che aumentando in percentuale aumentano anche in numero, e su quelli abbiamo bisogno di tutte le politiche di nuova assistenza gerontologica e geriatrica, che è nuova per chi non la sa, perché i gerontologi e i geriatri la sanno da 60 anni, ma credo che ne parleremo nelle prossime domande. Ascolta Andrea, condivido tutte le cose che hai detto. Giustamente hai detto una cosa importante. In questa grande corte che crescerà è chiaro che aumenteranno anche i numeri della condizione di non autosufficienza. Ma questa è anche una popolazione che la statistica ci dice in grossa parte, le stime danno dal 60 al 65% che saranno anziani soli. Quanto influisce sulla salute fisica questa condizione di solitudine? Perché poi, sai, i nostri territori, le nostre comunità in questo paese sono completamente diverse. Noi penso alle nostre zone montane, penso alle frazioni dei nostri comuni, penso alle zone della bassa padovana, polesane, dove ci sono anche piccoli comuni, e questo vale per il Veneto, vale per la Lombardia, vale per tutte le regioni d'Italia, penso alla Costa Ligure, alla tua Toscana. Quindi è una popolazione che invecchia, molti di questi saranno in condizione di solitudine. Dopo, sul tema dell'invecchiamento attivo ti faccio un'ulteriore domanda, però cosa tu da geriatra vedi nella condizione di solitudine come un aggravante rispetto alla salute? Allora, sì, dunque, è dimostrato abbondantemente che la solitudine genera malattia. Allora, una cosa è essere da soli e una cosa è sentirsi soli. La persona che, voglio dire, l'eremita, che è solo, voi vi ricordate le immagini eremiti che arrivano a 100 anni, no? Cioè, l'eremita sta bene da solo, vive da solo perché ci vuole stare e sta proprio bene. Quindi il problema è sentirsi soli, è la solitudine come condizione di isolamento sociale. La solitudine come condizionamento sociale è fattore di rischio prorompente per tutte le malattie, non solo per la depressione, perché uno stato di fondo di tipo depressivo e di solitudine genera infiammazione. L'infiammazione genera malattia, malattia cardiovascolare, tumori, decadimento cognitivo, tutte le malattie. Voi pensate solo all'impatto della vedovanza, che peraltro ha l'importanza sociale di impattare sull'uomo e non sulla donna, perché l'uomo vedovo in media si sente molto più solo della donna vedova, che ha comunque la sua vita, la sua attività, è più autonoma, meno dipendente dal coniuge. La vedovanza aumenta, soprattutto in chi sta bene, condizioni patologiche di ogni natura, quasi subito.
Perché? Perché si genera un processo di infiammazione e di riduzione del sistema immunitario. Quindi la solitudine genera malattia. Su questo non ci piove. Come poter intervenire? Hai parlato dei piccoli comuni. Guarda, va detta una cosa. Spesso si è più soli nelle grandi città che nei piccoli comuni. Concordo. La possibilità della socialità di prossimità nei piccoli centri è una grande risorsa che dobbiamo sfruttare per la solitudine degli anziani ed è più facile nei piccoli centri che nei grandi centri urbani. Una persona può stare in un condominio e vivere solo al secondo piano e non incontrare mai nessuno e mai nessuno la va a trovare. Questa deve essere un cambio, ci vuole un cambio di paradigma. Se hai un anziano solo in un appartamento del tuo condominio, sarebbe bene coinvolgerlo. Non solo perché fai del bene a lui, ma perché fai del bene alla società, perché se è meno solo sta anche meno male e ti costerà di meno dopo. Quindi dobbiamo proprio entrare in questa ottica. In questo, come sai, io ho creato anche un'associazione che si chiama Veteris, che unisce geriatri e veterinari per gli animali da compagnia e per gli interventi assistiti con gli animali. Gli animali da compagnia per un anziano solo sono una cosa importantissima. Se puoi uscire e sei in grado di gestirlo, il cane ti obbliga a uscire, ti obbliga a incontrare altre persone, ti obbliga a camminare. Se sei in casa, un gatto la mattina ti dà una sensazione di benessere. Quando ti svegli, c'hai il gatto che è lì. Pensate a svegliarsi in una casa da soli senza avere niente da fare tutto il giorno. Determina immediatamente quello stato di solitudine che poi si ripercuote sulla salute. Quindi sono tante le cose e ripeto, è quasi più, io credo molto nella socialità di prossimità più che nei centri banali, centri di aggregazione. Sono importanti i centri di aggregazione, ma ci va chi ci vuole andare, ci va chi ci è sempre andato, ci va chi li ha sempre frequentati. Difficile cominciare a frequentare un centro a 80 anni se non ci sei mai andato, non ti piace, è una cosa dove ti senti ancora più vecchio che a stare a casa da solo, per cui è proprio una mentalità nella quale comunque l'anziano ci deve mettere del suo. Ascolta, ci ripeti piano la tua associazione che non l'ho preso nota io, quindi L'associazione si chiama Veteris e la trovate anche su internet www.associazioneveteris.it lo trovate anche sui social, insomma, e oltre agli animali a compagnia fa interventi assistiti con gli animali in strutture, centri diurni, riabilitazione RSA per riduzione di disturbi comportamentali, eccetera. allora adesso ti porto a giocare nel tuo campo preferito. Credo che tutti coloro a cui eravamo presenti a Vicenza siamo rimasti affascinati della tua idea, della tua visione, del nuovo approccio geriatrico in ospedale. Hai fatto una descrizione bellissima che vorrei un po' approfondire oggi, cioè con una domanda molto banale. Qual è il reparto di geriatria che vorresti vedere in questo paese? Ma allora, grazie. Intanto per chi? È chiaro che se tu hai così tanti anziani, o fai un ospedale geriatrico, ma non funziona, o fai delle zone geriatriche all'interno del tuo ospedale. Per chi? Per quegli anziani in condizione di fragilità, quindi intermedi, tra gli anziani super fit che stanno bene, assolutamente bene, e l'anziano molto disabile, molto grave, molto comorboso. Perché? Perché questa fascia intermedia di anziani fragili sono quelli ad alto rischio di crollo al tocco dell'ospedale. Questi entrano in ospedale fragili ma autonomi ed escono disabili in condizioni drammatiche. Un anziano super fit probabilmente entra e esce esattamente uguale. Un anziano con gravissima disabilità probabilmente non è da ospedalizzare, ma è da trattare con modalità diverse, vuoi l'ospedale domiciliare, vuoi le cure intermedie, vuoi l'hospice. Per questi come deve essere il reparto? Deve essere diverso, deve essere un reparto che attua tutte le
condizioni necessarie a ridurre il crollo fisico e mentale legato al ricovero. Quindi deve essere bello, deve essere luminoso, deve essere aperto ai parenti, ci deve essere un refettorio, ci deve essere il fisioterapista. Coloro che ci lavorano devono amare gli anziani ed essere empatici con loro e non farsi venire il groppo allo stomaco tutte le volte che entrano a lavorare. Devono essere gentili e sorridenti. Possibilmente ci vorrebbe qualche animale dentro, ci vogliono i quadri e ci vuole un'alimentazione speciale, ci vuole un'alimentazione ricca di proteine, ci vuole una di quelle macchine nelle quali pigi un bottone e ti esce il cibo per disfagi, il vitello tonnella, pappa al pomodoro, il tortellino alla panna, saporito, ma fatto con la giusta densità e la giusta reologia per il paziente con disfagia. Ci vuole un personale che si sente male, si sente oppresso quando vede un anziano a letto e lo può tirare fuori a tutti i costi. Fuori dai letti, bellezza, apertura. Se così è, anche chi ci lavora in un bel posto, poi lavora con un altro spirito. Quando una persona entra in un reparto di geriatria, come direi io, perché purtroppo, ve lo dico là subito, io non ce l'ho in questo momento, dovrebbe dire, oh, ma qui dove siamo? Come vi feci vedere, se non sbaglio, a Vicenza, a Firenze abbiamo il Maier, quando uno entra dentro il Maier, l'ospedale pediatrico, lo vede che è diverso. Ci sono le infermiere con i balocchi, c'è la ludoteca, c'è la poltrona a letto per la mamma nelle camere, ci sono le risonanze magnetiche con le figure e con i disegnini di Paperino. Ecco, entri dentro, deve essere diverso. E il cibo deve essere più buono, deve essere più caro, perché se io spendo 12 euro invece che 4 per il pranzo e per la cena, io riduco la decenza, li curo prima, li dimetto più autonomi, quindi spendo molti meno soldi, perché dopo mi costa tutta sta roba. Ogni giorno di decenza in più perché l'ho tenuto a letto e non gli ho dato le proteine, costa 1000 euro. Ogni giorno di cura intermedio a lungo decenza RSA perché non l'ho potuto rimettere a casa. Costa un visibilio di soldi. Quindi, a partire dal pronto soccorso, che è un'altra faccenda, ma anche lì deve essere geriatrizzato. E poi ci vuole l'assistenza geriatrica, possibilmente un geriatra anche, ad esempio, nei reparti di chirurgia, nei reparti di ortopedia, dove il geriatra, sapete, l'ortogeriatria c'è ormai in tanti posti, ha rivoluzionato il trattamento. Nell'ortopedia l'arrivo del geriatra ha dimezzato la mortalità, ha ridotto la decenza, ha aumentato gli outcome. Il geriatra pensa alla funzione, l'ortopedico pensa all'osso, che va benissimo e deve fare quello. Anzi, ti dirò di più, l'ortopedico in corsia il paziente non lo deve seguire perché non è il suo lavoro. Lo devono seguire i geriatri se è un anziano con la frattura di femore, che sono orientati a questo. Chiameranno l'ortopedico per la ferita, per il Doppler, per riportarlo in sala, per una lussazione, per tutte queste cose qua. Ma quello non è pensabile che dei pazienti così complessi siano gestiti da uno specialista che giustamente deve essere bravo in sala operatoria, non il reparto a curare tutto il resto. Ascolta Andrea, ti faccio anche un'altra domanda adesso, proprio di ambito geriatrico. Lo abbiamo visto in Veneto con le ultime borse di studio. Perché secondo te i giovani sono così lontani dall'idea di fare i geriatri? Ti ribalta anche questa, ti ribalta anche questa O domanda. cosa dobbiamo fare tutti noi per... Certo, ti ribalta anche questa domanda. Guarda che sta cambiando. Noi abbiamo la società di gerontologia, la SIGE, che hai citato prima, la quale è stato presidente, che da ormai una quindicina d'anni ha un nuovo corso che è totalmente incentrato sui giovani e noi abbiamo il 65% di soci under 35. I congressi sono pieni di giovani. La Società Europea di Geriatria, l'UGMS, è un congresso frequentato quasi esclusivamente da giovani, entusiasti, contenti. Sono quelli che hanno capito che quando fanno i geriatri fanno i dottori per davvero. È chiaro che devi essere un medico che ha dentro di sé il fuoco della medicina, della missione medica,
guadagni anche a fare il geriatra, perché se sei bravo guadagni, certo non guadagnerai mai come un dermatologo, un oculista o un col chirurgo chirurgo plastico, plastico. o un chirurgo plastico, però se ti piace fare il dottore e curare le persone in un certo modo, sono tanti i giovani che si avvicinano. Noi a Firenze riempiamo tutti gli anni tutti i posti della scuola. Devo dire che la geriatria a livello nazionale c'ha un 55% di copertura, che non è male, ma che può aumentare. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo far capire alla gente che cosa fanno i geriatri. Dobbiamo appassionare i nostri giovani facendo fare le cose vere, dobbiamo fare i dottori per davvero. Troppo spesso il geriatra è visto come quello che prescrive pannoloni o dà le medicine al paziente con decadimento cognitivo grave. Invece, voglio dire, qui a Firenze abbiamo centri di ipertensione, lo scompenso, la sincope, il dolore, la terapia intensiva, l'ospedale domiciliare. Fanno i medici, fanno i medici per davvero. E se hai una buona professionalità, hai anche una buona professione e quindi volendo guadagni anche quello che devi guadagnare. Quindi è questo che deve fare. È chiaro che finché il reparto di geriatria è più brutto dell'ospedale, il geriatra sta lì, mamma mia, mi hanno mandato un geriatria, sono morto. E così i giovani non si appassioneranno mai, ma sta cambiando. E gli eventi come questo e quello che portate avanti voi è molto importante. E proprio in questo, per questo io dico che dobbiamo portare avanti l'approccio geriatrico, bisogna far capire quelle che erano le parole del maestro comune a tutta Italia, professor Antonini, nel Antonini. 1960, non l'ha ancora capito nessuno. Questo è il problema. No. Ascolta, abbiamo ancora 3 minuti e ti faccio una domanda, permettimi, forse non è facile rispondere, però siccome oggi è un tema, la medicina territoriale, eh, tu oggi potessi scrivere le regole della medicina territoriale, quindi anche, diciamo, entrare un po' nell'ambito dei medici di medicina generale. Quali sono 3 cose che chiederesti a questa classe medica? Guarda, guarda, te ne dico una sola. Il Servizio Sanitario Nazionale è uno, il paziente è uno, siamo noi che l'abbiamo diviso. Ci vuole una integrazione dentro lo stesso sistema. Non è possibile che il paziente oggi è del medico generale, oggi è dell'ambulatorio specialista sumaista, poi dell'ospedale. Il paziente è del Servizio Sanitario Nazionale, tutti insieme con possibilmente strumenti informatici comuni e ti dirò di più, con pochi capi illuminati possibilmente, che comandano sia gli uni che gli altri. Funziona benissimo a Firenze l'esperimento dell'ospedale domiciliare, nel quale i medici ospedalieri vanno a casa e io vi dico uscire da Careggi, dall'ospedale, con la macchina dell'ospedale e trovarsi in mezzo alla città, ti senti un pesce fuor d'acqua da quanto abbiamo creato dei muri. Ma poi si crea una sinergia col palliativista che arriva a casa, col medico di medicina generale che viene a casa. Siamo una cosa sola. Solo parlare di collegamento vuol già dire che sono divise le cose. Io faccio questo esempio, voi colleghereste la camera da letto col bagno in casa? Devo fare un collegamento camera-bagno, vuol dire che ho creato un muro, ho costruito male la casa. E guardate, il DM70, il DM77, il futuro va in questa direzione. È chiaro che finché noi pensiamo di avere un vertice, un'apicalità per ogni 5, 6 medici, 10, quelli addirittura sono apicali di se stessi, la medicina generale che è completamente staccata, fra virgolette, dal servizio sanitario perché non è integrata. E non può funzionare per una condizione, curare l'anziano in cronico che ha quella condizione lì che dura 30 anni. Quello funziona per curarti il menisco. Ho rotto il menisco, vado dal medico generale, mi fa la richiesta, l'ortopedico mi fa la diagnosi, mi opera e mi rimanda a casa. Funziona benissimo, ma non certo per curare i nostri anziani. Allora, adesso siamo all'ultimo minuto e siccome immagino che tra questi ospiti che ci stanno ascoltando ci sia anche qualcuno del mondo delle RSA,
con una parola, cosa diresti al popolo che lavora all'interno dell'RSA? Prima cosa, complimenti, perché è un mondo dove ancora di più ci vuole passione e dedizione per lavorare in RSA. E io vedo molta più dedizione agli anziani nell'RSA che negli ospedali per acuti che in alcuni ambulatori. Con ovviamente poi quelle migliori e quelle peggiori, è normale, però c'è tanta, tanta attenzione, quindi complimenti, è la prima cosa. E la seconda è sviluppiamo RSA anche lì belle, umane, piacevoli, perché cambia tutto. Quindi, ma ripeto, il mondo del restaurante è un mondo che a mio parere è uno di quelli che si muove meglio nell'ambito dell'assistenza all'anziano, perché ce l'hanno come... Non esiste un RSA assistenziale pettori, non esiste. Perché? Perché è lo spazio di aggregazione, è il mondo in cui si mettono insieme. Purtroppo è molto difficile perché i pazienti sono sempre più gravi, con un decadimento cognitivo anche molto grave, quindi capisco che è molto difficile. In un RSA con pazienti un po' più autonomi, che stanno un po' meglio, è più facile. Però la parola che mi sento dire più di tutti è complimenti solo per il fatto di scegliere di lavorarci. Ecco, allora Andrea, ti ringrazio, il nostro tempo è, come si dice, è finito, starai qui tutto il pomeriggio e credo anche chi ci ascolta starebbe qui ad ascoltarti tutto il pomeriggio, avremo sicuramente anche altre occasioni. Quindi ti ringrazio a nome di tutti, anche di chi non vediamo ma che ci ha ascoltato, sono stati 30 minuti preziosi. Ti ringrazio anche per le tante cose che hai detto e non meno per l'ultimo passaggio di ringraziamento al popolo che lavora all'interno dell'RSA, anche a chi ha la governance di queste strutture che oggi ha una responsabilità non da poco. Io quindi ti ringrazio, saluto tutti, ricordo il prossimo appuntamento che è per l'8 aprile, dove avremo ospite Nicola Volpi, che è un altro, che non è Volpe, è Volpi, è un consigliere nazionale della FENOPI e sarà intervistato da Elena Santucci, che è una bravissima giornalista anche molto competente in materia. Io Andrea ti ringrazio ancora, ti faccio tanti auguri e spero che un giorno quel reparto di geriatria che sogni qualcuno te lo lasci costruire. Ci stiamo provando con l'INAIL, vediamo se ce la faccio, vi mando le foto. Ciao, grazie a Grazie, tutti, ciao, arrivederci, grazie a arrivederci. tutti.